Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi a questa piccola live splash del vostro maledetto Veneziano. Oggi vi voglio presentare due libri, un libro l'ho già presentato, tutti e due li ho già presentati per dire la verità. Ma ve li voglio ripresentare perché ci sono persone nuove che mi contattano, mi chiedono consigli per come intraprendere la strada o per vedere anche le cose che dico se hanno altri riscontri a livello magico da altri esoteristi. In questo caso qui vi presenterò la chiave di Salomone, magia evocatoria di Sebastiano Fusco e il Magus di Francis Barrett, no? Sono due praticamente capisaldi della magia. Il primo è questo qua, vedete, costa sui 29 euro, 30 euro, 374 pagine ed è improntato più sulla magia salomonica. Il secondo è questo qua, l'ho già presentato l'altro giorno, costa 55 euro e è l'investigatore celeste, il Maus, filosofia occulta. Mi raccomando, però prima di iniziare questa pillola il vostro maestro veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di Ildegaro, al canale vostro Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi social, i casti sacerdotali, radionica, radiestesia, teologia e ermetismo. Vi ricordo anche che abbiamo un pregiato sito, il sito al capitano, dove il link è sotto qua sotto, potete scaricare 20 ebook, ne hanno già scaricati più o meno 150.000 persone, hanno scaricato più di 2 milioni di circuiti radionici, quadranti e radiestesici. In più abbiamo anche una sezione shop dove si possono comprare ad esempio questo ammonetto da 150 euro più 10 euro di spedizione. Bene, parliamo un po' della chiave salomonica di Sebastiano Fusco. È un libro importantissimo, è il sunto di tutta la conoscenza sapienziale, esoterica su praticamente Salomone. Qui dentro Sebastiano Fusco ha fuso, ha coagulato, ha catalizzato tutte le varie conoscenze in giro per il mondo su questo pianeta e ne ha tratto un best seller di questa materia. Qui dentro ci sono i mezzi, tutte le conoscenze per poter avvicinarsi alla magia evocatoria appunto di Salomone. E questo qua. È un libro che spiega in largo, in stretto, in largo, in alto, in basso, tutto quello che si deve sapere su Salomone. In altri libri, ad esempio, nella catena editoriale di Pierluca Pierini, no? Edizione Rebis, questo libro praticamente è diviso in più libri, chiaramente con relegato in un certo modo altri prezzi. Però. Invece, sempre dell'edizione Rebis, il Magus, questo, no? È un libro in cui parla in grande raggio di alcuni riti operativi importanti. È un libro che parla del magnetismo, che parla della creazione della natura e della caduta dell'uomo, insomma, parla proprio di tutto quello che a livello elementare un magus per iniziare il percorso. Certo, è un libro che va bene sia per i neofiti che per i evoluti, no? Per quelli che ricercano qualcosa di più. Quindi il vostro maledetto vi consiglia questo a 55 euro, questo da 30 euro. Ci sono tantissimi, ma questi qui sono i primi tasselli. Poi chiaramente se uno vuole evolvere proprio ci sono i sette draghi della Revis e via dicendo. Comunque questo è uno dei più importanti libri al mondo sulla magia evocatoria salomonica. Cioè il numero uno, comprato questo, tutto il resto che parla di Salomone praticamente è così. Questo invece, lo ripeto, è proprio per chi vuole fare riti propiziatori, planetari e quant'altro. E spiega tutto, spiega le vesti, spiega i simboli. Vedete, questa cosa qua. Insomma, è fortissimo e ve lo consiglio. Chiaramente non posso dirvi di più perché non è il mio compito questo. Bene, cari amici, mi raccomando, la chiave di Salomone di Sebastiano Fusco e il Magus di Francis Bacon. Questo è stato scritto nel 1800, quindi insomma ha una solidità. Bene, vi ricordo a lunedì 21:30 Sibille Interattive gratuite con il Decad, mercoledì 21 con Marietto Veneziano e venerdì con il Decad alle 21:30 sul canale YouTube per le Sibille Interattive gratuite. Grazie cari amici e mi raccomando non perdete mai le pillole vostro Marietto.